Studenti in sedia a rotelle per un giorno a Tortolì, percorso tra le barriere architettoniche della città nella giornata internazionale dedicata ai disabili. Oggi è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità e a Tortolì i ragazzi delle scuole hanno provato cosa significa muoversi su una sedia a rotelle. Paolo Mastino. Per chi è qui oggi credo che si sia reso conto di cosa significa stare in carrozzina, quindi muoversi con le proprie braccia sopra la carrozzina, anche essere spinto può essere una difficoltà. Hanno sperimentato sulle loro gambe e con l'aiuto delle sole braccia cosa significa essere costretti su una carrozzina, un lungo percorso difficile e con tanti ostacoli per le strade del centro di Tortolì, dalle scuole di via Santa Maria Chiara alle elementari di via Monsignor Virgilio. I ragazzi di Tortolì hanno onorato in questo modo la giornata internazionale delle persone con disabilità, hanno sperimentato le difficoltà di tutti i giorni, si sono scontrati con barriere architettoniche e spazi pubblici progettati senza tener conto delle esigenze delle persone con disabilità fisica. Una giornata di crescita e apprendimento, ma anche di confronto con alcuni fra i più forti atleti paralimpici sardi, come il campione italiano di nuoto Nicola Azzara, famoso per la traversata di 240 km Olbia-Civitavecchia. Non chiudetevi, non guardateci come se fossimo diversi, perché la diversità è in ognuno di noi. Io ero in un letto d'ospedale, per 13 giorni mi hanno detto tutto a posto, operazione riuscita, e il 13° giorno la mattina entrano e mi dicono domani amputiamo. Mi è caduto il mondo addosso, logicamente. Quello è stato il primo impatto, però il primo pensiero è stato positivo secondo me, perché ho detto cavolo, gamba destra, il piede del freno sulla moto, ma ci vado ancora in moto? Ci vado ancora.